27. Età. 15. 26. Soprannome. Uli. Non ne ho. Ruolo. Centrale, difesa. Centrale. Difesa. Caratteristiche come giocatrice. Passo. Passo. Spara il primo aggettivo che ti viene in mente. Impulsiva. Ma riguardo che a me? Cazzona. Ti definiresti così? Abbastanza. No. Se ti fanno fallo, urli? Dipende. No. Sei in area e ti fanno fallo. Potresti prendere il rigore che porta alla vittoria. Fai urlo. Cazzo! Come ti trovi a Vittorio? Da Dio, fantastico. Bene, benissimo. Com'è il gruppo? Bellissimo, stupendo. Bellissimo, stupendo. Sei mai stata espulsa? Sì, quando giocavo con l'Under. A Vittorio no, in passato sì, una volta. Hai mai protestato con l'arbitro? Tantissimo. Meglio. Artista e canzone preferita? Nel moment, tonight is the night, we'll fight it. Non mi viene adesso, non so. Devo pensarci un attimo. Hai mai rubato? No. Ultimo libro letto? Nicola Sparks, Le pagine della nostra vita. Biancaneve. Viaggio ideale? In Turchia. È caldo. La parolaccia che dici più spesso? Cazzo. Cazzo. Fantasia sessuale ricorrente? Se vincesse la lotteria 100.000 euro, come li spenderesti? Una parte alla mia famiglia. Famiglia e qualche viaggio, qualche sfizio sicuramente. La prima cosa che fai al mattino? Guardo il telefono. Colazione. L'ultima cosa che fai alla sera? Guardo il telefono. Metto in carica il telefono. Una persona che stimi? Mia mamma. Giulia da Re. Che animale vorresti essere? La Michela. Voi, non lo so. Dove vorresti vivere? In Canada. Al mare. Film preferito? Amici di letto. Match point. Piatto preferito? Cinese. Pasta. Se potessi risolvere un problema che affligge l'umanità, quale sceglieresti? La fame nel mondo. Sì, la fame nel mondo. Cosa dà la felicità? I soldi. L'amore forse. Sei favorevole a donare gli organi, Favorevole. Sì, all'aborto, Dipende. dipende. all'eutanasia, Cos'è? Sì, favorevolissima. alla legalizzazione delle droghe leggere, Dipende. Sì, ai matrimoni gay. Sì. sì, Credi a una vita dopo la morte? meglio. Al diavolo? No. No. Al destino? Sì, Come vorresti morire? Di vecchiaia. tranquilla. Sei felice? Sì. Sì, dai. La suoneria del cellulare. La tua migliore amica. Non ne ho. Muki. Salutatela. Ciao. Non ne ho la migliore Ciao amica. Muki! Grande. Mare o montagna? Mare. Pelé o Maradona? Maradona. Pelé. SMS o chiamata? Chiamato. Dipende. Fai la faccia più brutta che riesci. Hai fratelli, sorelle? Sì, fratello. 2 fratelli. Vai d'accordo con loro? Sì. Più grande, medio. Più piccolo, sì. Spara la prima città che ti viene in mente. Tokyo. Londra. La prima nazione che ti viene in mente. Germania. America. Un personaggio storico. Hitler. Mussolini. La tua squadra del cuore. Il Vittorio Veneto. Vittorio. Parliamo delle compagne. La compagna che è più ordinata. Giulia da Giulia da Re. Che ti fa più ridere. Glory. Franci. Che ti sta più simpatica. Tutte. Che dorme di più. A Giulia da Re. In Corriera. Più acculturata. A Giulia da Re. Giulia da Re. Con la testa tra le nuvole. A Somma. Giulia da Re. Più saggia. A Giulia da Re. Che rompe più le scatole. Giulia A da Re. Giulia da Re. Come ti carichi prima di un match? Merda Masseo! Niente di particolare. Spiega la realtà Vittorio a qualcuno. Bella, seria soprattutto. Spiega il fuorigioco. Quando... Quando l'attaccante passa la palla a un altro attaccante che è al di là dell'ultimo difensore dell'altra squadra. Mai preso una sblonza? Sì. Mai visto un film porno? Sì. Sì. Chi vince il campionato? Vittorio. Non si dice. L'attaccante più difficile che hai marcato. Martina Piemonte. Adriana De Martin. Come ti immagini tra 10 anni? All'università. Un po' di capelli bianchi in più, forse. Un aggettivo per questo gruppo. Fantastico. Grande. Fammi una frase con la vocina. Forza Vittoria! Ciao e robe a tutti e ci vediamo. Grazie.